Buongiorno, oggi è lunedì 7 dicembre. Io mi sono alzata da poco, ma sono sveglia da un po' ormai. Vi faccio vedere in anteprima. Non c'è ancora il sole ovviamente perché sono le 7:30, no, meno 20 o meno un quarto alle 8 insomma. E quindi non c'è ancora sole qui. Vi faccio vedere in anteprima lo sfondo dei prossimi video. Non so di quali video perché li ho già programmati tutti fino al 20 di questo mese sono programmati, quindi comunque vi faccio vedere l'anteprima. Ecco, ho fatto l'alberello, carino. Come colazione oggi ho il mio solito caffè latte che tento sempre di mettere a fuoco e 1000 tentativi ce la posso fare, eccolo qui. E poi i kiwi, solo che uno l'ho buttato perché era troppo maturo. Adesso devo piegarmi questa roba qui. Siccome io non la stiro, la piego e la metto via. Devo piegarmi questa roba qui che è asciutta, l'ho stesa ieri e quindi l'avevo stesa di fuori e poi per la notte la lascio in casa che si tolga l'umidità. E niente, fuori come vedete ancora non c'è il sole. Comunque sono di nuovo bionda. Ho fatto la tinta e infatti vedete sono non del mio colore, però sono più biondi. Sono lunghissimi, guardate che lunghi che sono. Devo farmeli rasare se mia mamma voglia. C'è un pochino più luce e quindi si vede un po' meglio l'alberello. Aspettate, che da là sembra storto in realtà. E come base ho usato la candela, questa qui viola. Ci ho attaccato questi alberelli qua, sono costati 1,60 €, sono piccolini e hanno il tronco fatto di ramo vero. Bello. E niente, ho fatto l'alberello qui nella stanza computer, in salotto e in corridoio. In più ho fatto anche l'alberello fuori dall'entrata di casa, quindi quest'anno l'ho fatto anche lì vero. Oltretutto quello è vero e siamo andati nel bosco a cercarne uno, ma trovare quello perfetto è molto molto difficile. Quando non ti serve dici guarda che bello quell'alberello piccolino e poi quando vai a cercare un alberello piccolo non lo trovi come vuoi tu. Comunque manca ancora tanto che esca il sole, a quanto pare. C'è una macchina, non c'è neve. Questa maglia qui, eccola qua, è bianca con i decori neri e rossi, quindi voi la vedete giallina magari, però è bianca. Ha il cappuccio, dentro è tutta felpata, tranne il cappuccio, e il resto la maglia è tutta felpata dentro, quindi è bella morbida, bella calda. È tutta plastica, se andiamo a vedere alla fine che cos'è plastica. Comunque ha dei filetti vaganti qua dietro, sono i filetti dell'etichetta, quindi non ha importanza, sinceramente si può anche togliere l'etichetta. Personalmente mi danno fastidio, quindi questi filetti poi spariscono. E niente, è fatta così e ha anche le due tasche laterali. Sembra non ci siano, in realtà poi ci sono perché ecco qua, ci sono le taschine, non sono tanto profonde. Questa maglietta qua l'ho comprata su Wish e l'ho pagata all'incirca sui 7 o 8 euro se non mi sbaglio, e la spedizione dovrebbe essere tra i 2 e 3 euro. E niente, questa è la maglietta che ho preso, l'ho lavata con tanto ammorbidente perché era abbastanza rigida e adesso è diventata bella morbida, quindi quasi quasi oggi metto proprio questa qui.
Questo è il mio quaderno di inglese. Ieri ho fatto inglese, poi dovrò studiarmi qualcosa di certe parole, certe cose che non so. Io inglese l'ho fatto solo alle elementari e quindi, visto che qua nel mio paese c'era questa possibilità a 30 euro fare un corso di inglese con un insegnante che da quest'anno è in pensione, allora ho approfittato, insomma, e viene anche mia mamma. E allora ieri mi sono ricopiata tutti gli appunti, ho copiato, queste sono tutte parole che abbiamo fatto tipo in una lezione e che poi si trovano, perché ci dà anche i compiti per casa e quindi le troviamo anche nei compiti per casa, quindi me le scrivo. E poi niente, l'altra volta abbiamo fatto questo in velocità e io sono avvantaggiata perché mi ricordo quasi tutto delle elementari e quindi sono veramente cose base. Questi sono gli esercizi di ieri, quindi mi fa strano essere tornata a studiare. Ciao! Oh, ciao Panna! Ciao Baba! Vieni in braccio! Vieni in braccio! Ehi papà! Papà! Sono le 8:46 e sta sorgendo il sole. Praticamente adesso sorge lì, d'estate sorge qua su, cioè qua sulla montagna sorge d'estate, adesso invece sorge qui. Cioè, c'è un cambiamento veramente. Ecco, adesso c'è il sole. Zazà. Niente, volevo dirvi anche come stanno i gatti, visto che se mi seguite sui social sapete che sono andata dal veterinario diverse volte. Praticamente la scorsa settimana sono andata 3 volte e non è dietro l'angolo perché devo fare un po' di chilometri. Diciamo un 45 minuti adesso ci sto ad arrivare perché inizia ad esserci traffico. Venerdì c'era veramente traffico e a Cortina è pieno di gente perché c'è la Fashion Week, una roba del genere, poi c'è il Ponte dell'Immacolata, quindi c'è veramente tanta gente. Infatti è un po' pericoloso andare in giro in macchina perché sti turisti fanno quello che vogliono, parcheggiano a caso, non mettono le frecce, veramente è un disastro andare in macchina, bisogna avere non 1000 occhi di più. E vabbè, a parte questo, ho portato i gatti al veterinario. Panna sta bene, dopo quella cura che gli ho fatto fare sta bene. Però ha iniziato ad avere problemi Pepe e Pipo, perché Pipo continuava a fare diarrea e continuava ad avere la terza palpebra visibile e quindi probabilmente erano ancora i vermi. Gli ho fatto fare le analisi delle feci e infatti il risultato che era praticamente solo vermi. Poreto, mal di pancia tremendo deve avere e quindi sabato gli ha rifatto la puntura per i vermi. No, sabato, mercoledì mattina. E invece sabato gli ho fatto fare il richiamo del vaccino, perché sennò scadeva il tempo, quindi dovevo farlo per forza. Peppe invece l'ho portato perché era tanto che stava male e non mangiava come al solito, diciamo che mangiava veramente poco, dimagrito e ha perso tutti i muscoli, poretto. Lui era un gatto molto muscoloso, ha perso tutti i muscoli e dormiva sempre. E quando i gatti dormono sempre, quando sapete che Peppe è un gatto molto attivo e dormiva sempre. Ha anche un problema alle pupille e quella potrebbe essere stata la sindrome di H qualcosa, non lo so, insomma, una sindrome, e perché aveva una pupilla che si dilatava e si restringeva e una pupilla rimaneva fissa. Oddio, ho preso una paura e invece
si è risolto tutto, probabilmente è stato un colpo alla testa o giocando, un colpo alla testa o alla spalla o al collo, potrebbe essere stato, insomma, non si sa bene di preciso. E poi continuava a avere febbre alta e alla fine è venuto fuori che probabilmente la febbre era dovuta all'influenza. Ha preso un'influenza abbastanza forte, quindi gli ho fatto fare l'antinfiammatorio e adesso è in cura con l'antinfiammatorio ogni giorno, ancora 2 volte deve prenderlo e è guarito, diciamo. Capita ogni tanto che abbia le orecchie calde e quindi vuol dire che ha un po' di febbre, però ad esempio ieri sera non ce l'aveva, stranamente, perché la sera di solito gli sale la febbre tanto e invece no, ieri sera era a posto. È tornato di nuovo, sarà 2 giorni che gioca di nuovo tantissimo, mangia tantissimo e sono contenta e non dorme più tanto, magari sta sveglio, vigila, non dorme più come prima, quindi vuol dire che la cura ha fatto effetto. E niente, mi sono preoccupata tanto per lui perché essendo un gatto molto attivo, vederlo così dormire mi ha preoccupato molto. Comunque sembra essersi risolta la cosa. Avete visto anche prima come giocavano insieme. Ecco, la mattina è così, il pomeriggio dormono tutti e tre, la sera fanno di nuovo casino, quindi hanno i loro orari. Quindi adesso ho sbattuto la tovaglia lì fuori e sì, ho i tappi nelle orecchie se li vedete, perché li tengo su per concentrarmi e fare quel che devo fare, perché se io sto senza, magari sento rumori di gatti, vado a vedere che cosa fanno e nel frattempo mi dimentico quello che stavo facendo e quindi per concentrarmi in quello che devo fare, la mattina li tengo su, diciamo la maggior parte della mattina li tengo su, e a meno che non devo andare via. L'altro giorno mi sono persa via, sono andata via coi tappi, ho guidato coi tappi, non mi sono resa conto, poi quando ero in strada ho detto ma non ci sento bene, infatti avevo ancora i tappi su, però riesco a concentrarmi in quello che devo fare e non sento più che altro i rumori dei vicini e quindi a me frega se fa rumore perché tanto non li sento. La notte dormo da Dio perché fanno rumore anche di notte, il cane di fuori che abbaia anche alle 10 di sera, sono molto fastidiosi e vabbè, tanto io ho i tappi nelle orecchie, possono fare quello che vogliono, quindi me ne frega niente di loro veramente. E c'è il sole, che bello, c'è traffico, sì e no, oggi è lunedì, domani è l'Immacolata, quindi mi sa che domani ci sarà una colonna che va verso l'autostrada incredibile. Vabbè, tanto io non mi devo muovere, quindi. Avete visto che ho rimesso questa coperta qui, che è quella di Euronova. L'avevo presa l'anno scorso, questa coperta era in offerta. Questo è il pile da matrimoniale, poi ho il pile singolo, ho le 2 federe che sono coordinate con questa coperta. Sotto invece ho il trapuntino sempre di Euronova, è molto carino, ve lo faccio vedere. Ecco, e la trapunta è questa qui, praticamente è quella con il paesaggio invernale. È bella, è molto montagna, fa molto montagna. Sono le 9:46-47. Ho deciso che prima di andare a lavarmi mi faccio un allenamento, visto che oggi è lunedì, è giornata d'allenamento. E quindi faccio un allenamento, vi faccio vedere anche quale. Allora, io seguo gli allenamenti di questo canale YouTube, che è quello che ha consigliato Micheligna, e adesso sono a 1 mese che mi sto allenando e vado a fare questo qua, che è questo qui. Facendo questi allenamenti, che sono specifici, è giusto, per le gambe, mi sembra si stiano ingrossando. E penso sia perché comunque si stanno formando i muscoli che sì avevo, ma era un po' che non li allenavo, quindi devo dire che non ho mal di schiena,
facendo questi e quindi sto bene. Eccomi qua, ho finito l'allenamento. Prima ero vestita, adesso sono svestita perché ho un caldo, anche se in casa è veramente freddo, però allenandosi. E l'ho finito anche questo, e questa è già la seconda volta che lo faccio. E mi piace anche perché passa veloce, sono 20 minuti, quindi non richiede tanto tempo. Questi allenamenti qua non richiedono tanto tempo, per quello mi piacciono. Puoi scegliere in base al tempo che hai, ci sono quelli anche da 35 minuti, anche da di più. E quindi scegli, poi ci sono vari livelli, c'è il livello principiante, io faccio quello. Quindi ho finito l'allenamento, sono le 10:20 e io adesso è 21, infatti. E adesso vado a farmi una doccia e ci vediamo dopo. Eccomi qua, ho fatto la doccia, mi sono vestita. Ho questi pantaloni che sono verdi, e vediamo se riesco, ecco, sono verde scuro, verde militare. E poi vabbè, sotto la solita canottiera, quella così. E sopra ho messo la maglia che vi ho fatto vedere oggi, solo che è tutta storta, ha le maniche cortissime, cioè vedete, cioè ha le maniche corte, mi dà un fastidio, io che sono sempre che tiro giù le maniche, ed è un po' sbilenca, effettivamente non è il massimo della maglia, tiene caldo per l'amor di Dio, però è tutta storta e cioè non si riesce a stare comodi. Comunque dai, per oggi la tengo su. Ho Panna che mi fa assistente, adesso sbatto i tappeti del bagno e do una pulita ai sanitari. E intanto sono le 11, Poi qui ho i gatti che stanno giocando, i piccoli, sì. Uno è piccolo, l'altro è un po' più grande. Eccoli. Ma vi sembra il posto dove lavarvi? Miciu! Niente, io il gattino lo chiamo Miciu, anche se in realtà si chiama Pippo, però io lo chiamo Miciu! Allora lui mi guarda, arriva tutto contento. E ormai ha quel nome per lui. No, Pippo non gli suona giusto, vero? Ecco, per pranzo c'è un po' di insalata, poi abbiamo formaggio mio amoroso, pane, vabbè, acqua, e poi pasta. Lui mangia pasta, adesso la butto, e io mangio la minestrina che è avanzata ieri sera e mi mangio questa qui. E lui pasta con il sugo al basilico, questo qua della Coop, che devo dire che non è neanche male come sugo. Nel frattempo io ho pulito casa, ho sbattuto tutti i tappeti, ho fatto tutte le mie cose di casa. I gatti stanno giocando, il piccolino sta giocando, il Panna lo osserva e Pepe anche. Quindi ho fatto diverse cose, ho pulito il bagno e anche il pavimento un po'. Adesso dovrei fare dei lavoretti a computer qua al freddo, in sta stanza è freddissimo. E poi dovrei fare che cos'altro? Non lo so, dovrei far fuoco, però aspetto tra un po', inizio a farlo dopo pranzo. E basta, adesso mi accendo la TV, metto Rai 1 e sperando faccia la prova del cuoco, insomma. Sta giocando il piccolino con la pastina, con una pasta. Loro quando sentono la pasta, devo dargliene una così giocano. Sto anche partecipando a un concorso di Radio Company e danno in premio il giorno di Natale 2 iPhone 6S. E quindi sto partecipando a questo concorso e basta scaricare l'applicazione di Radio Company. E ogni volta che c'è la pubblicità bisogna clippare, andando nell'applicazione, sul bannerino che c'è scritto vinci un iPhone 6S. E quindi sto partecipando anche a questo, non si sa mai che la fortuna giri dalla mia parte. Ecco qua, è pronta, credo. Aspettate. No, ho da scaldare ancora un po'. Sì, un pochino ancora da scaldare. Cosa c'è? Madonna, che bello, che Bebo. Ciao, bambiccio. Ciao.
aperto anche lui. Eccomi qua, ho pranzato, abbiamo pranzato, mio moroso è già andato via, velocità astronomica, è già andato. E io invece adesso ho già lavato i piatti, ho già fatto le mie robe, mi mancherebbe da fare fuoco. In realtà volevo andare un attimo su dai miei, che sono 2 giorni che non vado, quindi che non vedo nessuno, e quindi quasi quasi mi faccio un salto su. C'è una luce qua dentro in camera, wow, veramente tanta. E niente, volevo andare su un attimo, perché devo mettere in moto anche la macchina, che da sabato mattina non l'ho più messa in moto, quindi c'è bisogno di accenderla, non è neanche detto che si accenda. E vabbè, vado su e poi niente. Io concludo il vlog qui perché è già abbastanza lungo, vi ho fatto vedere qualcosa, vi ho tenuti con me per la mattinata di questo lunedì 7 dicembre, e perché pomeriggio più che altro ho varie cose da fare e tra il fuoco e quello e quell'altro non riesco a stare dietro ai video. Va a finire che mi dimentico e arrivo stasera che vi dico che finisco il video e quindi non mi va di fare così. Quindi il vlog comunque era abbastanza lungo, vi ho fatto vedere i gatti, la natura no, perché è sempre quello il paesaggio alla fine qui e non mi sono mossa da casa. E quindi questo sarà lo sfondo dei prossimi video che vedrete dal 20 dicembre in poi. Sono contenta che il giveaway piaccia e che stiate partecipando veramente in tanti. Sono veramente contenta, sarà un lavoraccio per me scegliere il vincitore, perché devo, cioè non scegliere, stare a numerare tutti i commenti. Comunque lo faccio volentieri, quindi fino a domenica avete tempo per partecipare. A mezzanotte, insomma, giù di là. Io poi il lunedì chiudo, scrivo chiuso e inizio a fare il mio lavoretto. E niente, vi auguro una buona giornata e io vado a fare le mie cosine. Ciao ciao!